Ha avuto luogo il 23 novembre la prima conferenza ufficiale città metropolitana presso Palazzo Ca' Corner, sede ufficiale della provincia di Venezia. A riunirsi la presidente Zaccariotto, il sindaco Orsoni e tutti i rappresentanti dei comuni aderenti al progetto. Vediamo il servizio. Si è tenuta la prima conferenza ufficiale del progetto Città Metropolitana venerdì 23 novembre a Palazzo Ca' Corner a Venezia. Alla riunione hanno partecipato il presidente della provincia Francesca Zaccariotto, che ha presieduto i lavori insieme al sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e i sindaci dei 43 comuni del veneziano. Come primo punto si è trattato dell'insediamento della conferenza metropolitana e la nomina del presidente della prima seduta. A seguire si è verificato l'esame delle regole di funzionamento dell'assemblea, che entro il mese di settembre dovrà produrre il testo dello statuto provvisorio. Ma era una riunione, io credo, assolutamente importante, che è quella dell'insediamento della conferenza metropolitana, e quindi significa che ufficialmente abbiamo iniziato a lavorare e quindi siamo entrati nella fase operativa. Ci sono molti dubbi, ma che non è che appartengono solo ai sindaci, credo che appartengono ad una confusione che il decreto e la legge ha generato, e soprattutto anche del momento dove sappiamo tutti essere in discussione per l'approvazione definitiva la legge, e quindi non sappiamo ancora come finiremo. Qualche dubbio lo coltivo. Non sono stati presenti invece i sindaci di Padova, ma nella prossima riunione la geografia metropolitana dovrebbe essere rivoluzionata e i comuni padovani hanno confermato la loro presenza. Flavio Zanonato, sindaco di Padova, ha infatti ribadito alla prima uscita pubblica con Orsoni che è l'unico tavolo al quale si discute del futuro dell'economia e che il processo per la fusione nella città metropolitana andrà avanti. Entrambi hanno affermato che la strada della fusione tra Venezia e Padova è nell'ordine delle cose e che tale processo valorizzerà l'interporto, il turismo e la società di trasporto. Abbiamo ritenuto di dover rinviare ad una prossima seduta per l'approvazione definitiva del regolamento, perché è giusto che ci sia una riflessione anche sulle modalità, sulle regole di funzionamento dell'organismo. È un organismo delicato che raggruppa sindaci di varie appartenenze politiche, ma soprattutto anche di varie realtà territoriali, e quindi è giusto che ci sia un'equilibrata gestione della conferenza. Vi è inoltre uno spirito di ottimismo per la futura adesione di Treviso, una città metropolitana dai confini ancora più ampi che troverà alcuni sostenitori anche nel centrodestra. A sostenere il fatto che le prossime riunioni dovranno essere presiedute nel territorio circostante è stato il sindaco di Mosile Gianluca Forcolin, che ha sottolineato che in tal modo il progetto troverà un'ancora più elevata partecipazione. Infatti la mia era una mezza provocazione, ma anche una realtà delle cose. Il sindaco Orsoni più volte ha parlato solo di Venezia come città metropolitana, dimenticando che ci sono 43 comuni molto eterogenei tra loro, che vanno appunto da Sottomarina a Chioggia fino a San Michele, e quindi la mia proposta di istituire un'assemblea itinerante su tutto il territorio è anche per dar modo di dar spazio, conoscenza di questi territori ai cittadini, di sapere cosa stiamo facendo, cosa stiamo producendo e quali sviluppi avrà la città metropolitana. Ci devono essere anche questo tipo di elementi, e questa mia proposta va in questa direzione.